in onda Potere al Popolo. Pronto? Ci sono! È arrivato Sammy Varin! Hai visto come ci vuole poco per strappare un sorriso, con i nostri ascoltatori che sono i migliori editorialisti al mondo, da quando esiste la radio, quella che comunica, quella che ha coraggio, e quella che fa polemica, quella che può fare cose che le altre radio non possono o non vogliono fare. Questa è Radio Libertà, ancora il buongiorno, 6 minuti dopo le 11 del mattino. Sì, sono Sammy Varin e vi dico le ultimissime notizie, perché prima la striscia rossa su Repubblica, poi anche il Corriere ha cambiato l'impostazione della prima pagina. Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport, al suo posto arriva provvisoriamente Lollobrigida. Il direttore, ricorderete, era stato sfiduciato dalla redazione e lascia dopo la figuraccia della diretta TV sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina. Diciamo una figura un po' particolare, aprire dicendo che siamo dallo stadio olimpico, che poi invece era San Siro, ma sono cose simpatiche che ci potevano anche stare, sì, non solo quello, e comunque mi pare che non sia roba Lega. Subito sotto, sempre sul Corriere ma anche su tutti gli altri quotidiani online, un nuovo caso Sea-Watch. Abbiamo appena finito di raccontarvi quello sui giornali di oggi, ne arriva un altro per domani, per la rassegna stampa di Sammy Varin di domani. Il Tribunale di Catania revoca il fermo della nave 5, con la ONG che dice presto torneremo nel Mediterraneo. Ma bisogna dargli soldi anche a questa. Il fermo era stato disposto dall'Italia perché la nave non aveva comunicato la sua posizione di soccorso alle autorità libiche. Bene, si fa per dire, e cosa devo dirvi, signori? In questa valle di lacrime l'unica cosa bella è che l'autonomia prosegue, il federalismo prosegue, zitti zitti, quatti quatti, forse riusciamo a rendere questa Italia un po' più federale e magari con il referendum sulla giustizia di marzo anche un po' più democratica sotto certi punti di vista. Torneremo a parlare di questo ed altro, anche perché ho un fracco di WhatsApp da leggere. Ma quanti ne avete inviati al 3406709 per commentare le notizie del giorno? C'è anche il Segui la Lega, tra pochissimo vi leggerò gli appuntamenti da non scordare per le prossime ore, per questo weekend. Subito però ci colleghiamo con il Parlamento e sentiamo di cosa si è parlato con Giulio Centemero. Qui Parlamento. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi e signori membri del Governo. La discussione odierna si colloca in un contesto internazionale nuovo, complesso e per molti versi inedito. L'amministrazione americana ha scelto di esplorare strade innovative per sbloccare una crisi che da troppo tempo resiste a ogni tentativo tradizionale di soluzione. I metodi del presidente Trump possono suscitare stupore in alcuni, perché introducono nella politica internazionale schemi che ricordano il mondo del business, più che quello della diplomazia classica, ma proprio perché le strade convenzionali si sono spesso arenate, sarebbe sbagliato liquidare a priori questo tentativo. L'idea di fondo è chiara. La pace non può poggiare soltanto su affermazioni di principio, ma deve essere sostenuta anche da interessi concreti, materiali, che inducano tutti gli attori coinvolti a cooperare. È un approccio differente, anzi radicalmente nuovo, ed è proprio per questo che merita di essere osservato con attenzione e non con pregiudizio. Il Board of Peace che viene istituito non è e non vuole essere una nuova ONU, né ambisce a sostituire le Nazioni Unite. Assomiglia piuttosto a una struttura di coordinamento di sicurezza cooperativa che gestisce risorse, priorità e interventi per la ricostruzione della striscia di Gaza, sotto un mandato internazionale definito dalla risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza. E la nostra storia dimostra che l'Italia ha già saputo partecipare a sistemi multilaterali complessi, anche asimmetrici, quando ciò avveniva nell'interesse della pace e della stabilità internazionale. Giusto la settimana scorsa si è tenuta per esempio a Roma
una conferenza di parlamenti del Mediterraneo sulla sicurezza cooperativa. La questione dunque non è giuridica in astratto, è politica, e politicamente oggi noi non siamo chiamati a investire risorse ingenti o a cedere sovranità, siamo chiamati a una scelta prudente e responsabile: partecipare come osservatori. L'invito rivolto all'Italia a prendere parte in questa veste alla riunione inaugurale del Board rappresenta un riconoscimento importante del ruolo del nostro Paese, un ruolo costruito nel tempo, fatto di credibilità, equilibrio e presenza concreta sul terreno, sia sul piano umanitario sia su quello della sicurezza. Essere osservatori significa restare agganciati al processo decisionale, comprendere come verranno prese le decisioni, valutarne gli effetti, riducendo i rischi e senza assumere impegni irreversibili. In una parola, un'apertura prudente, coerente con l'approccio responsabile che il governo sta adottando. Per noi della Lega la pace resta l'obiettivo centrale, perché senza pace non può esserci alcuna ricostruzione reale della striscia di Gaza. E quando parliamo di ricostruzione, attenzione, non intendiamo solo edifici, infrastrutture o macerie da rimuovere, intendiamo la ricostruzione di una prospettiva di vita, di sicurezza, di sviluppo umano per una popolazione che ha pagato un prezzo altissimo al conflitto. Parliamo di state building. In questo quadro il rafforzamento dell'addestramento delle forze di polizia palestinesi e il sostegno a una soluzione politica fondata su due stati restano elementi essenziali in una strategia di lungo periodo. Signor Presidente, partecipare al board come osservatori ci consentirà di capire se questo esperimento potrà davvero contribuire, come credo, alla stabilizzazione dell'area e alla costruzione di una pace duratura. È un atteggiamento realistico, non ideologico, prudente, ma non rinunciatario. Per queste ragioni esprimiamo come gruppo il nostro sostegno all'approccio illustrato dal Governo e dal Ministro degli Affari Esteri e guardiamo con favore alla partecipazione dell'Italia a questa fase iniziale del processo. Grazie, signor Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sai, mi sento up e poi down, è come il mare vado. Sai, lava la mia colpa e mi riflette nuda. 100 scuse in loop, déjà vu, ti hanno sempre detto che la calma è una virtù. Lo stige fa da guida, ma la rotta è la tua. Vestivi la tempesta come fosse calma. Non cercare mai un rifugio, mai nelle voci, mai di sirene che cantano inganni a Ulisse. Mai indietro, mai quando scappi, mai nella fuga. Sai, se ti volti come Orfeo perdi l'amore. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, tu dimmi se avrò pace anche all'inferno. Bendata la dea, bandita in apnea, chiamata in giudizio, guardi la platea. Buonasera signore e signori, l'innocenza non è di nessuno. Alla corte cadono le maschere, se a giudicarci sono i nostri errori. Non cercare mai un rifugio, mai nelle voci, mai di sirene che cantano inganni a Ulisse. Mai indietro, mai quando scappi, mai nella fuga. Sai, se ti volti come Orfeo perdi l'amore. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, tu dimmi se avrò pace anche all'inferno. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, dimmi se avrò pace, pace anche all'inferno. L'ombra bacia i peccatori,
con le colpe sotto i piedi, urlano in faccia senza voce. L'anima cerca i suoi lidi, perde il passo tra i suoi vizi, la salvezza è solo un eco. Uomo in mare, salvami dall'Ade, salvami dall'Ade. Uomo in mare, tu dimmi se avrò pace anche all'inferno. Uomo in mare, uomo in mare, dimmi se avrò pace, pace anche all'inferno. Si intitola proprio così, Pace all'inferno, l'ultima canzone di Alessandra Latino, da Cosenza, 23 anni, studia giurisprudenza e la sua passione per la musica l'ha portata a formarsi al CET di Mogol e a partecipare ad Area Sanremo. Alessandra Latino, Pace all'inferno, ci porta al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Tra poco gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, ma prima un po' di WhatsApp, i vostri messaggi arrivati in mattinata al 340 6709 659 per commentare le ultime notizie. Abbiamo deciso che questa volta ci andremo a votare e voteremo sì. Questi giudici devono sapere che l'aria sta cambiando. Sì, anche se poi leggi Repubblica o La Stampa e sembra che la colpa sia nostra, che non siamo capaci di fare le leggi. Invece sono loro che non le applicano o le applicano al loro modo, le discernono, le immaginano. Ieri sera alla Zanzara ho sentito Sasso, è meglio di Vannacci. Non farmi piangere, Rossano Sasso, uno di quelli che ha mollato lo spadone, è passato dal federalismo al centralismo, ma va bene così, ci lavoriamo sui cambi di casacca. Avete visto, il nuovo regolamento alla Camera è uscito, bisogna aspettare il prossimo giro, e però non saranno certamente felicissimi quelli che cambiano la casacca e non potranno più godere dei soldini che prendevano prima. WhatsApp al 340 6709 659. Se siete indecisi, scrivo o non scrivo a Radio Libertà. Se scrivete in questo momento avete la certezza che vi leggo il messaggio al volo. Il governo prende per il sedere noi italiani con il bonus per chi non supera i 25.000 euro, ma lo sa che tanti che prendono tutti i bonus possibili perché non superano i 10.000 euro ma lavorano in nero, e per i pensionati che devono fare i conti con una minima pensione ti danno, se va bene, 20 euro in un anno di aumento, circa 2 euro al mese. E lo so, il nero purtroppo è molto di moda, a parte i sedicenti fascisti che io continuo a non vedere, ci sono soltanto molti deficienti sia a destra che a sinistra, però il nero è una grande verità e c'è poco da fare, bisogna soltanto combatterlo e noi lo stiamo combattendo. Ma quante cazzate che dite, pescatori, allevatori, cacciatori la depredano la natura, non la salvaguardano. È come dire che un borseggiatore salvaguarda i portafogli, scrive Raffaella. Oddio, non è proprio la stessa cosa. Io sono del parere che alcune specie vanno un attimino limitate. Adesso vedi, Raffaella, che siamo pieni di lupi e io sono innamorato del lupo, penso che sia l'animale più bello di questo mondo dopo il gatto, e però forse adesso ne stanno arrivando troppi, si stanno popolando e stanno arrivando soprattutto nelle nostre città. Bisogna fare qualcosa, non pensi? Poi c'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno Sammy. Uela. Premetto che non sono contrario né alla caccia, né alla pesca, né all'agricoltura, ma giustificare un business con delle cazzate enormi come dire che gli agricoltori, i cacciatori, i pescatori tutelano l'ambiente e che introdurre specie esotiche tutela l'ambiente, ma mi sembra proprio
una cosa che non sta né in cielo né in terra. Grazie, ciao. Grazie caro, oh, specie esotiche, cerchiamo di far lavorare anche chi si occupa di pesca sportiva. Salve Varina, autonomia 4 regioni, ma le altre 16? Grosso buco nell'acqua, solo propaganda, ma va bene così. No Francesco, non è propaganda, semplicemente stiamo portando avanti il progetto della Lega, che è il federalismo, fare un'Italia federale. Certamente non si obbliga a nessuno, no, tu immagini se diventava veramente obbligatorio, come dovrebbe chiedere la Costituzione, ti dà la possibilità, certo, se vuoi rendere la tua regione più autonoma, di aderire a questa autonomia differenziata, ma si chiama democrazia, non obblighiamo nessuno. Certamente chi aderisce, i cittadini che vivono in quella regione, avranno dei soldini in più a costo zero da parte dello Stato. Ciao Sammy, l'Italia sta in piedi per il popolo, lavoratore, risparmioso, legato alla famiglia, sano, ma adesso basta, non se ne può più. Gente, votate sì, ci scrive Carmen. Benissimo, ha fatto il Presidente del Consiglio a prendere una dura posizione contro certe sentenze che offendono i cittadini. Sì, pare che la Meloni adesso abbia deciso di parlare. Fa un po' come faceva Salvini, e fa tuttora Salvini, perché è una persona sincera, e ha deciso di farsi sentire. Il problema è che ne esce una al giorno e penso che dovrà parlare molto spesso la Meloni. Una domanda: mi risulta che l'Italia sia una repubblica parlamentare o forse non mi sono accorto che è diventata presidenziale? Zitti che Mattarella ci ascolta. Buongiorno, i giudici pensano a risarcire quella che ha speronato i militari e anziché condannarla l'hanno premiata. Che vergogna, questi personaggi vengono sempre salvati e noi povere casalinghe, i giudici non fanno niente per darci il dovuto, ma pensano a sprecare i soldi con questi personaggi inutili e dannosi verso la brava e onesta gente. Ma cara ascoltatrice, questi sono pizzini, sono messaggi. Chi ha orecchie per intendere deve intendere quando escono determinate sentenze e capire veramente chi comanda questo paese e che è assolutamente inutile fare leggi, tanto poi sono loro che decidono come applicarle. Mi sa che il metodo Corleone con certi giudici e magistrati è l'unico che andrebbe perseguito per fare pulizia, non esageriamo. Domanda: ma il professorino che telefona quotidianamente da Mantova ha rotto i coglioni solo a me? Già dobbiamo sorbirci le cazzate del conduttore, quelle del professorino anche no. Ah, ma questo è Gino il Pidino. Gino, ti amiamo, lo sai, veramente, e ti lasciamo anche parlare, ma è giusto. Signori, il bello di questa radio è che potete dire tutto ciò che volete su qualunque argomento e potete anche registrarmi un messaggio WhatsApp e inviarlo al 340 6709 659 come ha fatto questo ascoltatore. Ciao Sammy, Pietro. Ui. Guarda che l'urlatore non ha tutti i torti, anche se Max e Kainarka ridono, ma ha ragione Ma un po' di buon umore. Max è un pessimista, già 2 anni fa aveva detto che la Meloni andava a casa e arrivava Gentiloni. Sono già 2 primavere dopo di quello che aveva previsto, ma per adesso è ancora lì. Cavoli, ma su un po' di spirito, dai. Bravo. Sei sotto l'acqua, ma sei allegro. L'urlatore serve anche a questo, e la trasmissione di Kainarka serve anche a questo. Comunque a mettervi sempre nell'orecchio quella famosa pulce, che poi il lavoro di noi giornalisti, mettervi il dubbio che quello che stiamo facendo sta andando bene. E comunque anche l'astrologa mi ha detto che il governo della Meloni cadrà e quindi prima o poi cade. Ha ragione l'urlatore della Lega, eccolo lì, vedi che c'è la sua clac, signori. Un altro messaggio audio, sentiamolo. Ciao Sammy, sono Valdo, Uela. spero che tu mi senta perché sono un po' sotto un diluvio. Anche noi. Volevo dire a tutti quelli che si lamentano delle pensioni minime, dei bonus, che se uno prende la pensione minima è perché non ha versato una minchia di euro durante tutta la sua vita, e se è stata una vita lavorativa ha usufruito delle scuole per i figli, dell'assistenza sanitaria, dei trasporti, delle strade, e non ha pagato un cazzo, e adesso gli danno 600 euro a UFO pagate da quei caproni come sottoscritto che hanno lavorato 44 anni filati, pagando
tutte le tasse. Quindi chi si lamenta per la pensione minima sappia che non ha mai versato un euro a questo Stato, perché ci sono anche gli extracomunitari, i nonni degli extracomunitari che li prendono, fate attenzione, parassiti sono. Grazie, stiamo lavorando anche su questo fronte. Con un saluto a chi è sotto l'acqua, ditemi se c'è un posto in Italia dove non sta piovendo, ma soprattutto anche sotto la neve. Appena qui sopra Varese sta nevicando e di brutto. Alla faccia della mummia io voterò sì, ci scrive Patrizia da Bergamo, che lascia anche un messaggio. Sentiamolo. Sono Patrizia da Bergamo, è la prima volta che Piacere. contatto. E per quanto riguarda i bonus energia, caro energia, mi viene da dire che sono i soliti aiuti che di cui andranno a beneficiare pochissimi italiani e beneficeranno soprattutto gli stranieri, perché mi sembra che la seconda fascia di reddito è fino a 20.000 euro con lordi, ovviamente, con 4 figli. E chi fa 4 figli? Solamente gli extracomunitari. Per cui io dico il solito aiuto agli stranieri. Grazie Meloni, comunque. Grazie. Stiamo lavorando anche su questo fronte, vi dicevo, perché nel nuovo pacchetto sicurezza che è del disegno di legge, facciamo in modo che anche i ricongiungimenti familiari siano un po' più selezionati e non facciamo entrare l'intero ramo familiare con gli avi, i nipoti, i pronipoti. C'è una chiamata allo 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno Sammy, parlo da Treviso. Buona. Volevo prendere le difese di Nicolò, che è un leghista storico praticamente. Certo, l'urlatore. Ma mi è dispiaciuto che si sono messi a ridere e prenderlo per il culo. No, ma anch'io rido, ma perché è forte. Una volta ha detto che per fare la Padania ci vorranno 100 anni, perché la gente qua purtroppo è troppo arretrata. Grazie caro, un abbraccione, ma ci mancherebbe. Noi facciamo squadra e ci ridiamo, così come ridiamo e ridete della rassegna stampa di Sammy Varin. Serve anche per quello la sigla che mettiamo alle 7:26 con i gatti che fanno miau, miau, i gattini di Rossini. Appuntamenti da non scordare, targati Lega, si scia senza Sharia e magari anche si fa bailam senza Ramadan. Io ci aggiungerei questo. Appuntamento sabato 21 febbraio, signori, con Anna Cisinte, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi. Vi aspettano alla Pista Valena sul Passo del Tonale. Alle ore 18 la fiaccolata si scia senza Sharia con Anna Cisinte, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi. Che sappiate sciare oppure no? C'è un happy hour poi alle 18:30 al bar Gazzana alla circonvallazione 21 di Passo del Tonale, se siete in zona, ragazzi. Il sabato 28 invece salva la data l'incontro con gli imprenditori e i giovani imprese e futuro, a seguire aperitivo sabato 28 febbraio a Renate Monza Brianza, ore 14, con super ospiti, tra cui ad esempio Guido Guidesi, ma solo uno dei tanti, signori. Ancora appuntamenti da non scordare, targati Lega, lunedì 23 febbraio alle ore 17, le ragioni al referendum, le ragioni del sì al referendum. Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, assessore sociale alla sicurezza dei comuni di Pisa, Manfredi Potenti, senatore della Lega, Susanna Ceccardi, deputata, tra i relatori Gino Mannocci, responsabile enti locali, provincia di Pisa della Lega, il professor avvocato Sergio Menchini, ordinario di diritto processuale civile Università di Pisa, il senatore Andrea Ostellari della Lega. Lunedì 23 febbraio, ore 17 a Pisa, Palazzo Gambacorti, Sala delle Balneari. Questo sabato alle ore 21,
Open Day per il tesseramento a Genova, dove voi alunni genovesi siete fortunati, perché se siete musulmani non vi interrogano in questo periodo, c'è il Ramadan. Sabato 21 dalle 10 alle 12, sede della Lega, via Macaggi 23/5 Genova, Open Day tesseramento. E tanti altri appuntamenti da non scordare sul sito legaonline.it. Uno di questi è sicuramente l'appuntamento con la festa della Lega di Palazzago. Si apre domani e poi 21 e 22, quindi 20, 21, 22 febbraio, area feste, Lega in festa a Palazzago in provincia di Bergamo. E qui c'è Sammy Varin che ringrazia Simone per la pazienza. Io me ne vado, torno domattina alle 7:30. Avete ascoltato